Susi e Patrizio? News, dai! No, io sono ancora alterato dalla scorsa edizione della settimana passata, perché io ho avuto problemi tecnici di collegamento e tu proprio senza pensarci mi hai sostituito. Ma non si poteva fare, non c'eri. Vabbè, ma si poteva fare, poi mi hai sostituito con questa Patrizia che poi mi hai fatto antipatica proprio. Sì, Oh. ma lo sei. Ma no, ma Sì. sei tu che mi hai fatto sentire lo sei. antipatico, disgustoso, un verme praticamente. Ah. Ma che cavolo, dai. A proposito di vermi, sono stati scongelati 2 vermi che si spera che siano possibili accoppiabili, sono di 46.000 anni fa. Interessante come lo Guarda dici. che è pazzesco, l'hanno scongelati in acqua, Sì. no? E i russi li stanno studiando perché, a parte ci possono parlare del cambio climatico, ma in realtà, proprio loro, no? Ma in realtà potrebbero servire per creme, per cose di questo tipo, di bellezza e per la lunga vita, per queste cose qui, non lo so perché, però hai capito? No, sono contento, una bella notizia. Invece io ho una notizia importante a questo punto. Il mondo del turismo a Roma chiede un intervento urgente del Ministero dei Beni Culturali sulla vendita dei biglietti per il Colosseo. L'assessore al turismo di Roma Capitale ha denunciato la vergognosa vendita dei biglietti a prezzi gonfiati su canali paralleli e canali esteri che danneggia l'immagine di Roma. In pratica vendono dei pacchetti turistici a prezzi maggiorati e questo naturalmente non si può fare. I classici furbini che insomma, capito, guarda, è una cosa, che immagine diamo. Si è arrabbiata la Fiavet con commercio e si è arrabbiato l'antitrust. No, ma mi immagino che si sia arrabbiata anche la direttrice che è Alfonsina, che conosco bene. Ma conosce Alfonsina, vabbè, ciao Alfonsina. E insomma vorrebbero introdurre anche qua i biglietti nominativi per evitare abusi. Io sarò presente al TTG di Rimini, che è appunto un incontro appunto sul turismo, molto importante, una fiera, una cosa molto importante, dove io sarò madrina di un panel sugli Etruschi. Che bello, una passione sugli Etruschi. Ho fatto tante cose sugli Etruschi e la regione Toscana, Emilia Romagna, il Lazio, l'Umbria fanno questo panel sugli Etruschi. Guarda, è bellissimo. Vabbè, fai tutto tu, fai il panel, fai la madrina. Ecco, sì. E adesso so che manderai un servizio che hai fatto tu. Esatto. Fai tutto tu. Vai, fai. Pronto, mi sentite? Ecco, sono in collegamento con il TG del Turismo, con voi, soprattutto con te Patrizio, perché sono qui a Palazzo Te, casa tua praticamente, sei nato qua. Ebbene, davanti a Palazzo Te, a Mantova, c'è il parco del tè, diciamo così. Ecco, è un parco nuovo, innovativo, molto europeo, molto moderno, molto nuovo anche nella concezione, quindi sono molto felice poi di raccontarvelo. Ve lo racconterò per bene nel prossimo servizio. Ora a voi. Il parco Te a Mantova, bellissima notizia, volevo darla io visto che sono nato lì. Però invece vabbè, ma io l'ho frequentato tanto, dai, sì, cioè praticamente ne sto quasi più di te ormai, dei Palazzo Te. Questo può essere. Esatto. Adesso una brutta notizia dal mio punto di vista. Che perché cosa? La notizia è che un numero significativo di persone ormai si affida ai social media per pianificare le vacanze. C'è un sondaggio di Blue Pillow che ha rivelato che un italiano su 3 ha utilizzato attivamente piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube per scoprire delle nuove destinazioni. Ascolta, l'hashtag travel su TikTok ha raggiunto 170 miliardi di visualizzazioni, 668 milioni di post. E poi l'indagine ha evidenziato un aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale per pianificare i viaggi. Ma dai! Allora, non possiamo lamentarci, perché quando abbiamo iniziato con Turisti per Caso io non sapevo neanche che cos'erano i social, queste cose qui, perché c'erano solamente
i siti, no? Però ho voluto il sito Turisti per Caso, perché insomma dai, ho capito che poteva essere un'innovazione. Ma ho capito, ma è un sito dove ci sono delle recensioni di viaggi di veri viaggiatori, sì, turisti, che te le raccontano per bene. È, come dire, è un articolo, è un filmato, ma su TikTok sono 32 secondi, cipi, cosa vuoi capire? No, cipi, vabbè, è un'informazione veloce. Devo dire che continuiamo noi ad avere la maggior parte, credo, in generale, di informazioni di viaggio e di viaggi fatti veramente dai Turisti per Caso e da noi. Quindi andate su Turisti per Caso, andate sui nostri social, andate su Siusi, andate su quello che volete. Scusa, andiamo su Italia Slow Tour con delle recensioni sull'Italia e in inglese, eccetera. Insomma, continuate a informarmi, ma bene, ci spieghiamo bene, non ci spieghiamo bene, ci raccontiamo qualcosa di importante. E a proposito di internet, di tutte queste cose qui, dagli Stati Uniti che cosa può arrivare? L'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale sostituirà come dire, le guide turistiche, sì, perché hanno aperto una startup proprio a Boston, proprio su questo, sulla costruzione dell'intelligenza artificiale che fa da guida. Avrà anche la possibilità di adattare la guida al tuo carattere, al tuo momento, come ti senti in quel momento, ai tuoi interessi, alle tue... Capito? Quindi sarà terribile questa cosa, no? No, peggio mi sento, perché in realtà è un'idea del MIT di Boston, che è prestigiosissimo istituto universitario. Chi ci salverà? I turisti senior. Sì. Allora c'è un reportage di Repubblica che ci fa sapere che i turisti senior sono un bel po', sono una bella fetta di mercato. È vero. Valiamo 22 miliardi di euro. Hai capito? C'è un boom di viaggiatori pensionati, spendono di più, hanno le idee chiare, e allora questi pensionati in viaggio raddoppieranno da qui al 2050. Senti, mi viene un'idea. Sì. Facciamo pensionati per caso. Pensionati per caso? Dai, è una bella idea. Sono pensionati d'accordo. Per caso. Pensionati per caso. Cioè, nel senso che noi siamo il massimo dell'esperienza, ma anche rappresentiamo quella gente lì che non è mica stupida, cioè che non è mica vecchia. Può vedere la mia carta d'identità. Vabbè, vai avanti, che il tempo stringe. Allora, vado avanti che il tempo stringe. Adesso bisogna parlare delle mummie di Ica. Perché ridi? Le mummie di Ica. Ma sì, ma ridi gratis. Ma sai perché? Poi si ride fino a un certo punto, nel senso che il tema degli extraterrestri che ci sono stati, ci saranno, non è più così peregrino, abbiamo scoperto delle cose, però su queste mummie bisogna dire che c'è uno scienziato che studia proprio le ossa delle mummie antiche, eccetera, proprio di quella zona del Perù, e che ha trovato che probabilmente queste mummie sono fatte con le ossa di mummie, altre mummie. Ma voi andate a vedere le mummie vere, per esempio di Paracas, no? Andatele a vedere, guardate i crani allungati d'oligocefali e chiedetevi a chi potevano appartenere. Quelle ti fanno pensare, ecco. Queste qui già un po' forse sono un imbroglietto, ma ancora di più, se volete saperne di più, andate a vedere sui social, i miei social, YouTube, Susie Blady, andate a vedere le conferenze di Razza Schiava, che stanno appunto andando in questo momento su appunto i miei canali. Cos'è Razza Schiava? Razza Schiava è stato l'incontro che ho fatto con tutta una serie di relatori e di ricercatori sul tema della manipolazione che ci viene da molto lontano e della presenza di qualche cosa che sono stati chiamati dei, che probabilmente erano appunto degli antichi astronauti. Ma vado a vederle per curiosità. Assolutamente. C'è una roba seria. È vero. Ecco, però in questo modo abbiamo consumato tutto il tempo e quindi dobbiamo solo salutare a Siusi e Patrizio News. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao.